Sarà l'autopsia disposta per domani nel primo pomeriggio sul corpo di Serena Fasan a fugare i tanti dubbi attorno a quello che è stato definito come il giallo di Castelfranco. C'è da capire se la 37enne, ritrovata esanime nella sua abitazione di via Ponchini mercoledì sera dal compagno, sia morta o meno per cause naturali. Questo è il principale interrogativo da cui dipenderanno le prossime mosse della procura trevigiana, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Ma c'è da fare piena luce anche sul suicidio dello zio di Serena, il 55enne Simone Fasan, che si è tolto la vita a poche ore dalla scomparsa della nipote, gettandosi da un ponte a Pieve del Grappa nella notte tra mercoledì e giovedì. Al momento non è stata disposta nessuna autopsia, ma non si esclude un'ulteriore ispezione esterna con test tossicologici. Per la procura non ci sono evidenze di una correlazione tra le due tragedie, ma l'obiettivo è quello di chiarire fino in fondo questo dramma nel dramma. Dal punto di vista investigativo, la situazione rimane cristallizzata. L'appartamento in cui la donna viveva con il compagno e il figlioletto di 2 anni resta sotto sequestro, così come il suo telefono cellulare rinvenuto a terra poco distante dal corpo della farmacista.